Nadia Romeo, deputata del Partito Democratico, questa mattina ha incontrato il prefetto, un incontro che si è concluso da pochissimi minuti, siamo ancora davanti alla prefettura. Quali sono stati i temi sul tavolo di questa riunione? Ma intanto ci siamo dati una disponibilità reciproca a trattare insieme a livello istituzionale tutti i temi che possono interessare al territorio, a partire da quelli che hanno una contingenza e un'emergenza, come quello della pesca o come la ZLS, che insomma deve partire e quindi deve avere un'accelerata, a tutti quei temi che insomma possono essere di interesse del territorio, cercando anche di dare una visione diversa, diciamo così, di insieme del territorio, mettendo tutti i rappresentanti istituzionali intorno ad un tavolo, fare sistema per guardare all'oggi ma anche al futuro. In questo momento, in particolare nel capoluogo, è montata una polemica sull'accoglienza di 30 richiedenti asilo in una struttura messa a disposizione dall'Ordine dei Frati Cappuccini. Si è parlato anche di questo e dell'impegno anche del governo sotto questo punto di vista ad accogliere i richiedenti asilo a Rovigo? Abbiamo parlato in generale dei temi, devo dire, poi ovviamente ognuno ha le sue posizioni, però naturalmente il tema dell'accoglienza è un tema importante che va discusso seriamente senza creare timori, ma cercando invece di integrare quelle che sono delle richieste come quella che è avvenuta con i 30 rifugiati. Però devo dire che l'incontro è stato soprattutto di disponibilità istituzionale a poter parlare dei problemi del territorio in un senso anche di integrazione con la comunità della provincia, quindi con i sindaci, e trovare quelle che sono delle soluzioni di buon senso ma anche che siano di prospettiva futura, perché su questo ci siamo trovati d'accordo. Rovigo ha grandi possibilità ma ci vuole cultura e soprattutto un occhio di riguardo per il futuro, per l'innovazione e per questo territorio, per rilanciare questo territorio. Le possibilità ci sono e quindi dobbiamo saperle cogliere tutti insieme.